Stefano Spampinato, siamo qui presso la struttura del Villaggio Peruzzo per fare il punto un po' della situazione relativamente al progetto dove allenare il vostro talento. Ecco, un'iniziativa che avevate già presentato con i vertici nazionali del Play District. Ecco, facciamo il punto un po' di questa situazione, a che punto è, cosa bisogna fare per chi vorrebbe anche iscriversi, perché ricordiamo ancora siamo in una fase preparatoria, i corsi non sono iniziati, però diciamo quanto prima si parte. Sì, infatti i corsi inizieranno a breve. Voglio ricordare che il progetto è destinato ai giovani dai 14 ai 34 anni e i corsi, che prevedono 8 discipline sportive, sono assolutamente gratuiti. Quindi noi siamo in una fase di raccolta delle adesioni, stiamo come dire, raccogliendo sia per quanto riguarda i giovani, giovanissimi, anche i minorenni, sia per quanto riguarda i giovani che hanno una certa età e che hanno scelto di svolgere un'attività sportiva qua presso il nostro centro sportivo. Ricordiamo quali sono le attività sportive sì, che si possono fare. Io sono qui davanti al manifesto. Noi abbiamo, il centro prevede sia attività sportive che attività extrasportive. Le attività sportive sono il biliardo sportivo, calcio, danza sportiva, pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo e vela. Le attività invece extrasportive sono sportelli di ascolto, laboratori culturali, corsi di formazione, corso di sensibilizzazione sportiva, laboratori ambientali e visite culturali. Voglio ricordare che oltre naturalmente agli istruttori, che sono persone insegnanti ISEF o diciamo in possesso di qualifica federale per la specifica disciplina, noi abbiamo come partner, per quanto riguarda le attività extrasportive, abbiamo l'Euroform, dove saranno svolti i laboratori di cucina, di estetica, di parrucchiera, sempre naturalmente tutto gratuito. Ci saranno i laboratori culturali che saranno seguiti dall'associazione Festivalle e della società Savatteri. Inoltre abbiamo anche il Dipartimento della Salute dell'Università di Palermo, che curerà anche gli aspetti degli stili di vita e della nutrizione per i giovani, per una sana e corretta alimentazione. Ricordiamo allora, chi vuole prendere appuntamento cosa deve fare? Ma niente, deve venire presso il nostro centro qua al Villaggio Peruzzo, deve compilare semplicemente un modulo di partecipazione, di iscrizione, e sarà inserito nei corsi che naturalmente avrà scelto. Quando prevede la partenza? Quando si prevede? Sicuramente la partenza sarà prevista per i primi di giugno e durerà comunque il progetto 24 mesi, quindi partiremo nella stagione estiva, ma avremo una continuità, diciamo, nell'arco di tutto l'anno, diciamo.